Denunciami davvero se hai coraggio. La rabbia del titolare della trattoria presa di mira dal ladro delle osterie che ha minacciato querela per diffamazione il sindaco Conte. Situazione paradossale. Gentilini, intervenga il prefetto. In Siberia certe persone le mettono a pane e acqua, così sui ladri il 39enne russo che a Sant'Antonino ha bloccato uno scippatore già libero da 15 anni in Italia sogna la cittadinanza. La scorsa settimana era stata immortalata da una fototrappola e ne era seguita una denuncia, ma la ladra del cimitero sembra non mollare. Il camposanto di Covolo di Pederoba è stato razziato anche nel fine settimana. Strage di Santo Stefano, carcere confermato per Angelica Hutter. La donna stamane non ha partecipato all'udienza di convalida perché si trova nel reparto psichiatrico dell'ospedale di Venezia. Fratelli d'Italia all'attacco. Paura per un bimbo di 8 anni di Conegliano morso al braccio da una vipera durante una gita con la famiglia Claut. Il piccolo ricoverato in osservazione non è in pericolo di vita. La Marca nella morsa del caldo, le temperature più alte, 34 gradi e mezzo rilevate nel capoluogo e a Nervesa della Battaglia, ma la percezione del calore è molto più alta e domani afa e disagio aumenteranno ancora. La Guardia di Finanza di Treviso rintraccia alle Bahamas una parte dei proventi dell'evasione fiscale di una società trevigiana, 2 denunce e 285.000 euro sequestrati. Dalla rapper Alfa, già sold out, a Francesca Michelin, passando per la storica voce degli Spandau Ballet, Tony Hadley, nutrito il cartellone di suoni di marca che prende il via sabato sulle mura. L'appello di Kasugana per la sostenibilità, andate ai concerti in bici. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In apertura di questo telegiornale di Treviso, una vicenda che sta facendo discutere non solo la piazza trevigiana, la vicenda del ladro seriale delle osterie, soprattutto dopo l'annuncio di querela da parte del giovane nordafricano ad Alfredo Sturlese, titolare della trattoria Toni del Spin, per averlo diffamato pubblicando le riprese delle sue telecamere interne. Lucio Zanato ha raccolto la reazione di Sturlese. Partiamo da qui. È indignato del cosa? Vuole querelarmi per quale motivo? Sì, casomai sarà il contrario, no? Esattamente, Ecco. ma faremo controquerela. Sorriso amaro per Alfredo Sturlese, titolare di Toni del Spin, dopo l'annuncio di querela per diffamazione da parte del 27enne nordafricano ripreso la notte di domenica 2 luglio mentre rubava all'interno del locale dopo aver forzato un portone. Io questa persona non la conosco e io non ho messo nessun filmato in internet, ho consegnato i video ai carabinieri dopo regolare denuncia. Perciò è vero che questo è ancora comunque a piede libero e continua a fare altri locali. Il riferimento è sia all'altro colpo del ladro nella vicina osteria contemporanea che quello messo a segno venerdì scorso all'osteria da Rossetto lungo la Feltrina. Tutti i luoghi dove il giovane è stato ripreso e soprattutto identificato dai carabinieri. Se lui si sente diffamato vuol dire che sta ammettendo di essere colpevole, perciò se dice che non è lui perché si scalda tanto, scusa. Intanto Sturlese sta provvedendo a rinforzare ulteriormente gli infissi con blindature inferriate. Adesso facciamo blindatura anche alle finestre e vediamo se qualcuno riesce a entrare, se non spaccano tutti i vetri. Ma perché uno deve diventare una fortezza al giorno d'oggi? È quello che sto dicendo io, cioè se uno deve lavorare per spendere soldi, per barricarsi dentro, cioè non vedo più il motivo di lavorare, insomma. C'è tanta amarezza però. Sì, ma tantissima, tantissima. E queste cose mi fanno arrabbiare parecchio. Perché soprattutto abbiamo questa gente che va in giro a delinquere e non viene fatto nulla. Questa gente va in giro tranquilla e ti saluta anche. Ma stiamo scherzando? Cioè io mi spacco la schiena dalla mattina alla sera, io lavoro 7 giorni su 7 in questo locale, cioè 15 ore al giorno e devo buttare via i soldi così perché un deficiente viene dentro e ti porta via quello che tu hai fatto nella giornata? Ma dai. Non è più tollerabile una cosa del genere, non è più tollerabile. Per questo, oltre alla controquerela, Sturlese chiama a raccolta tutta la categoria. Se le istituzioni non fanno qualcosa vedremo di far noi qualcosa. Noi commercianti, noi adesso vediamo. C'è la solidarietà però dei commercianti. Sì, per adesso non ho sentito molto. Quando torniamo operativi vedremo di metterci d'accordo, vedere di fare qualcosa un po' per tutti. Oltre il danno, la beffa, è proprio il caso di dirlo, un caso che tra l'altro fa dire al sindaco di Treviso che la vicenda è surreale, paradossale. L'ex sindaco Gentilini chiama addirittura in causa il prefetto. Per entrambi, se da una parte manca il rispetto delle regole, dall'altra c'è una immigrazione possibile, quella rappresentata dal russo che venerdì ha salvato una donna bloccando uno scippatore.
È una situazione davvero paradossale, no? Perché prima si parla del ladro che di notte va a rubare e di giorno va a salutare, poi quando il ladro viene beccato addirittura si risente perché è stato beccato, come se la libera professione del ladro fosse una libera professione da tutelare. Ecco, lasciamo che i carabinieri, le forze dell'ordine completino le indagini, però dovesse essere confermata la sua identità, io credo che più che far causa per violazione della privacy dovrebbe scusarsi e restituire quanto ha sottratto. Chiaro il messaggio al giovane che ha minacciato querela al titolare della trattoria Tony Del Spin. Ben più incisivo invece il commento del sindaco emerito di Treviso. È una cosa abnorme, cioè nemmeno pensabile. Ma vedi, vuol dire che alle spalle c'è qualcuno che li appoggia. E quindi io richiamo il prefetto, perché il prefetto fino a poco contrario è quello che deve applicare le leggi dello Stato. E io non sento voci, non sento prese di posizione. Concetto che Gentilini ribadisce anche per il ladro fermato venerdì da un immigrato russo dopo aver scippato una donna a Sant'Antonino. Arrestato, è stato rimesso subito in libertà nell'indignazione generale. Bisogna ripristinare i campi di lavoro forzato e dobbiamo utilizzare questi delinquenti che vivono su carceri che sembrano hotel. Anche per il sindaco Conte l'episodio mina la credibilità della giustizia. Mi appello al ministro Nordio perché chi compie un reato deve pagare la giusta pena. Sindaco che vuole incontrare presto il cittadino russo che ha fermato lo scippatore. Perché ha sentito una concittadina in difficoltà, invece di voltarsi dall'altra parte è intervenuto. Per Gentilini invece è un esempio di integrazione possibile. Questo russo trova il mio appoggio incondizionato, perché vuol dire che si è integrato e ha rispettato il credo di Gentilini. Cioè venire qua, lavorare e osservare le leggi. Dio, patria e famiglia. Ed eccolo, questo immigrato russo lo ha intervistato per noi sempre è Lucio Zanato. Lei è nato in Siberia, sì. Ma lì le regole com'erano? Ad esempio se uno rubava. Mettono prigioni. In Russia si è più duri in prigioni, sì. Le regole Faiz le ha imparate sin da bambino nel paesino dove Stalin ha fatto deportare la sua famiglia. Lì non esistono ladri né tantomeno scippatori perché finiscono a pane e acqua quando va bene e la loro giornata è scandita dal duro lavoro. Ma lì, se aumenta la criminalità, pagano anche tutti i cittadini del luogo con limitazioni alla libertà. Ecco perché venerdì scorso a Treviso ha reagito distinto. Perché l'ha fatto? No, ma tutto veloce è successo, non so perché ho fatto, l'ho fatto e basta. Perché era un gesto giusto da fare, no? Sì, perché la signora gridava forte. Gridava forte, mia borsa, mia borsa. E lei insomma a un certo punto ha detto, devo fermarlo. Sì, ho chiuso strada così. Per questo non si sente eroe e anzi dà per scontato che altri cittadini l'abbiano aiutato a fermare lo scippatore. E dopo un altro vicino che abita via Forcellini, mi pare, o via Morosini, ho seguito e fermato lui. Cioè l'avete fermato insieme, insomma? Sì. Perché? Quando apprende che il giovane scippatore domenicano è già tornato in libertà scuote il capo, perché per lui le regole si rispettano e chi sbaglia paga. Per questo ci ricorda un antico proverbio russo. В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Che vuol dire? No, che in altra chiesa non vai con sue regole. Le regole che lui che consegna ogni notte il pane in giro per le cali veneziane e che ha fatto un mutuo per comprarsi casa, segue da 15 anni, mentre da 4 aspetta un segno tangibile dal nostro Stato. Ho fatto anche domanda di cittadinanza italiana 4 anni fa, qua a Treviso. Gliel'è andata? No, sto aspettando risposta. C'è poi il fenomeno dei furti in abitazione, per cui si assiste a una recrudescenza. A confermarlo di fatto anche la procura trevigiana, al lavoro su numerosissimi fascicoli in campo. C'è poi anche il controllo di vicinato che ha distribuito un nuovo vademecum. Sicuramente tra i fenomeni negativi da un punto di vista criminale che
ci sono nella Treviso e nella provincia, il furto d'abitazione si colloca ai primi posti perché ce ne sono veramente tanti. Troppi. Sempre troppi, sarebbe troppo anche uno, ma comunque sono tanti. Non è una questione solo di percezione, i fascicoli aperti per furto in Procura della Repubblica Treviso sembrano aumentati e a confermarlo è lo stesso capo procuratore all'inizio di una stagione, quella delle vacanze, particolarmente critica. I furti in casa nella Marca restano dunque un fenomeno diffuso, con le associazioni di controllo del vicinato a loro volta mobilitate. Migliaia di cittadini in allerta in tutta la provincia che attraverso segnalazioni di movimenti sospetti su piattaforma WhatsApp condividono informazioni. È un modo in cui noi recuperiamo le vecchie comunità di quartiere, di paese, in un'ottica di supporto reciproco tra i cittadini e in un'ottica di collaborazione con le forze di polizia, quindi capacità di monitorare il nostro ambiente, vedendo cosa succede di strano, le presenze che non sono normali, che possono essere sempre propedeutiche a eventi criminosi successivi, e comunicandosele tra vicini e comunicandole alle forze di polizia. Nei comuni aderenti come a Zero Branco è stato diffuso anche un vademecum con alcuni consigli pratici in tempo di social, uno su tutti. È invasa ormai da anni l'abitudine, mentre sei in vacanza, di dire a tutto il mondo dove si è, cosa si fa, mandare i saluti. Ci si dimentica che Facebook è una piattaforma molto aperta. Se sbagliamo appena di poco a impostare la privacy del nostro profilo, noi parliamo con tutto il mondo. Questo vuol dire che, per esempio, stiamo dicendo a tutto il mondo che la nostra casa è vuota. Quale migliore informazione per un aspirante ladro? E a proposito di ladri, torniamo a occuparci della ladra seriale al cimitero di Covolo di Pederobba, perché nonostante sia stata catturata da una fototrappola sostanzialmente non molla e il cimitero è stato razziato anche nel fine settimana. Questo weekend purtroppo si sono verificati diversi furti di piante, di mazzi di fiori dalle tombe del cimitero di Covolo. Presumo proprio che sia la stessa persona che ha colpito giorni fa. È ritornata in azione al cimitero di Covolo, incurante di avere il fiato sul collo, la ladra seriale delle tombe, una decina quelle razziate presumibilmente nella notte tra sabato e domenica. A nulla sembra essere servito l'appello a farsi avanti spontaneamente, formulato dallo stesso sindaco, né tantomeno la denuncia presentata giovedì scorso ai carabinieri e corredata dalle immagini della fototrappola. Arrivati a questo punto, le ipotesi sono almeno tre. O è ignara della cosa, oppure è analfabeta e non riesce nemmeno a vedere che c'è un cartello con scritto area videosorvegliata, oppure ormai ci sta sfidando e di conseguenza agiremo. Insomma, non si esclude una sorta di provocazione, un gioco che potrebbe finire male per la diretta interessata. Dal primo cittadino un ultimatum. Deve finirla con questo gesto schifoso, la deve smettere, perché non si parla di valori economici ma bensì affettivi che sono molto più importanti in questo caso. Torniamo alla giornata di ieri, al pomeriggio. È stata una domenica di terrore per una famiglia di Conegliano. Un bimbo di 8 anni è stato morso da una vipera. È sotto osservazione in terapia intensiva all'ospedale di Belluno, dove comunque è fuori pericolo di vita il bimbo di 8 anni coneglianese morso da una vipera durante una gita domenicale con i genitori a Claut, località friulana confinante con l'Alpago. L'incontro con il rettile poco dopo le 5 del pomeriggio su un sentiero con i genitori che chiamano immediatamente i soccorsi. Il bambino è stato morso a un braccio, l'allarme concitato. Da Pieve di Cadore si alza in volo l'elicottero del Su M118 che raggiunge il confine con il Friuli in pochi minuti. Gli operatori stabilizzano il piccolo e lo portano al San Martino di Belluno, dove scatta il protocollo per i morsi da vipera, che comprende almeno 24 ore di osservazione intensiva con la somministrazione del siero. Il terrore iniziale lascia il posto all'ottimismo, la tempestività di soccorsi fa la differenza. Si tratta del primo intervento stagionale di questo tipo per l'Ulsuno Dolomiti. Nell'agosto 2021 una ragazzina era stata salvata in extremis proprio dal Suem bellunese dopo aver incontrato una vipera, stesso copione qualche anno prima per un bimbo di Breda di Piave morso in zona Brussa a Caorle. E ha riportato un serio trauma alla schiena un pilota di parapendio precipitato nel pomeriggio. Siamo a Semonzo di Borso del Grappa.
Paura nel pomeriggio per un pilota polacco di parapendio di 37 anni precipitato in fase di atterraggio a causa di una manovra sbagliata. L'uomo stava planando in discesa sulla pista del Garden Relais a Semonzo di Borso del Grappa quando non è più riuscito a tenere la vela, rovinando a terra. Immediati soccorsi sul posto, un'equipe di Pedemontana Emergenza intervenuta con automedica e ambulanza che ha trasportato a Castelfranco Veneto per le cure l'uomo. Avrebbe riportato un serio trauma alla schiena. Grave incidente questa mattina poco prima delle 10 a Maserata, dove un 55enne di Refrontolo in moto si è scontrato con un'auto condotta da un 65enne di Vazzola. Sul posto sono intervenuti il personale del SUEM 118 e gli agenti della polizia locale di Maserata. Le condizioni del motociclista erano apparse gravissime in un primo momento. Portato d'urgenza al Cafoncello, l'uomo è stato stabilizzato e ora si trova ricoverato in condizioni gravi, ma non è in pericolo di vita. E ritorniamo sulla tragedia di ieri mattina, poco prima dell'alba, nella zona di Jesolo. A morire in un incidente stradale 2 giovani poco più che ventenni. Uno dei 2 lavorava come operaio in una fabbrica di Cessalto. Sono vicino alla famiglia, tutta l'associazione lo è, tutta la località lo è, perché sicuramente Mauro e la famiglia tutta era una famiglia di grandi albergatori. Troppo grande il dolore per la tragedia di domenica all'alba, quel nodo in gola si scioglie improvvisamente in un pianto composto e amaro proprio durante l'intervista. Così il presidente degli albergatori di Jesolo estende il proprio cordoglio a Mauro, l'amico albergatore papà di Mattia Pavanetto, 24 anni, i cui sogni si sono spenti insieme a quelli di Tommaso Cattai, 22 anni, l'amico con cui viaggiava proprio da San Donà verso l'albergo del padre per trascorrere la nottata al Lido per poi recarsi in spiaggia la domenica. Ma così non è stato. Le loro vite, con tutti i loro progetti per il futuro, spezzate per sempre lungo l'argine di via Piavenuovo a Jesolo, nel frontale con un 38enne di Eraclea, rimasto ferito gravemente ancora oggi in ospedale a Mestre. La notizia è rimbalzata immediatamente fra tutti i colleghi. Ricordo che Mauro è un caro amico, è a pochi... Il papà di Mattia. Il papà di Mattia è un socio dell'Associazione Jesolana Albergatori, nonché consigliere all'interno di quelli che è la nostra Federconsorzi, quindi personaggio stimato, la famiglia tutta sono carissimi amici. Questa settimana, venerdì prossimo, 14 luglio, cade un'altra terribile ricorrenza, quella in cui nel 2019, in un altro incidente, sempre a Jesolo, persero la vita i 4 ragazzi, sempre di Musile di Piave, tutti amici tra i 22 e i 23 anni. A causare l'incidente un 30enne condannato a 8 anni di reclusione. Tra le 4 vittime anche il figlio di Romina Ceccato, Riccardo Laugeni. Esprimo le mie condoglianze a queste famiglie, esprimo la mia vicinanza e la mia totale solidarietà, perché come mamma posso capire che in questo momento si è morti anche noi genitori, non siamo più. E mentre si attendono gli sviluppi delle indagini con la data dei funerali, gli interventi da farsi nell'immediatezza in materia di sicurezza, secondo il vicepresidente del Consiglio regionale Veneto. Bisogna sicuramente avere molta più attenzione per sistemare le strade, spesso abbiamo delle strade che non sono adeguate, diciamo, a quello che è la viabilità attuale, che è aumentata rispetto agli anni passati, soprattutto alcune strade ad alto scorrimento, e bisogna aumentare le attività anche di formazione proprio presso le persone, presso le città, presso le scuole, coinvolgendo tutti gli attori possibili. Vi mostro questa immagine, un'auto in fiamme a Refrontolo, è accaduto poco prima delle 16 in via Crevada per l'incendio appunto di un mezzo. Nessuna persona è rimasta ferita, il conducente stava percorrendo la strada, quando si è accorto che qualcosa non andava si è fermato ed è sceso mentre l'auto prendeva fuoco. I pompieri arrivati da Conegliano hanno spento con la schiuma la vettura andata irrimediabilmente distrutta. Le cause delle fiamme di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta. E ancora la cronaca con un'operazione della Guardia di Finanza di Treviso che ha rintracciato alle Bahamas una parte dei proventi dell'evasione fiscale di una società trevigiana.
fatture per 1,5 milioni riferite a operazioni inesistenti. La scoperta della Guardia di Finanza di Treviso, che ha rintracciato alle isole Bahamas una parte dei proventi di questa evasione fiscale, realizzata tra il 2015 e il 2018 da una società trevigiana, con fatture emesse da una società di Malta. I 2 soci dell'impresa sono stati così denunciati alla Procura di Treviso. Questa importante attività investigativa dimostra come sia veramente impossibile o quasi occultare all'estero o in altra forma i proventi dell'evasione fiscale commessa in Italia. I 2 devono rispondere non solo del reato di dichiarazione fraudolenta, ma anche di autoriciclaggio, visto che parte dei proventi dell'evasione, circa 285.000 euro, ora sotto sequestro, è stata rintracciata in 2 distinti conti correnti, intestati a nomi di fantasia, che i 2 indagati avevano aperto nelle isole dei Caraibi. E le Bahamas da qualche tempo hanno iniziato a collaborare con le autorità italiane. E le Bahamas dal 2019 collaborano con le autorità fiscali italiane e forniscono le informazioni che vengono loro richieste. Il giudice per le indagini preliminari, alla luce degli elementi ricostruiti dai finanzieri, ha disposto il sequestro dei proventi illeciti riciclati all'estero e le Fiamme Gialle hanno trovato 285.000 euro in conti italiani, con una svolta arrivata quando i finanzieri hanno seguito a ritroso il percorso dei soldi. L'oggetto delle fatture era generico e le contabili di pagamento ci hanno condotto dapprima in Repubblica Ceca, dove risultavano accreditati gran parte dei pagamenti. Dopo la Repubblica Ceca il denaro è stato prevalentemente dirottato a Dubai, negli Emirati Arabi, e da qui è partito infine alla volta delle isole Bahamas. Giornata di caldo record, quella di oggi nella Marca trevigiana, con i picchi registrati a Treviso e Nervesa della Battaglia, e domani va ancora peggio. Marca trevigiana tra le località più calde del Veneto, e le temperature saliranno ancora fino a mercoledì. Sono 34,4 i gradi registrati lunedì alle 14 a Treviso e 34,3 a Nervesa della Battaglia. Poi, se parliamo di temperature percepite, la cifra sale ancora per effetto dell'umidità, e così tra condizionatori accesi a singhiozzo per il caro bollette, frutta e verdura preferite a primi e secondi, e in attesa delle vacanze i trevigiani si difendono come possono. Non ci sono modi per potersi salvare da sto caldo, però è anche la stagione e bisogna che sia sempre le stagioni finalmente che ritornano come erano prima. Settimana di gran caldo, come ci si difende? Con climatizzatori, ventilatori. Usa molto il condizionatore lei? Sì, i climatizzatori sono la nostra salvezza, almeno io che soffro tanto il caldo li accendo un po' a manetta, ecco. E poi la dieta? La dieta sicuramente io in estate una dieta assolutamente mediterranea, molta verdura, insalate, frutta, tanta anguria soprattutto. Fa caldo, sì, fa tanto caldo, è affoso veramente oggi. Come ci si difende? Io sto in casa chiuso, se non vado a lavorare, fortunatamente vado a lavorare la sera e da queste parti si sta un po' meglio. Condizionatore? Ho un condizionatore, ma lo uso poco perché mi fa male le ossa. Il condizionatore, sì, ma lo attacchiamo poco perché è troppo caro e bisogna soffrire un po' il caldo e pagare un po' meno di bolletta. Caldissimo. Per fortuna, se non è caldo adesso, quando è caldo. Quindi bisogna un po' anche rassegnarsi, insomma, non bisogna arrabbiarsi. No, ogni stagione ha le sue, d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, ed è giusto così. Condizionatore? Ogni tanto lo accendiamo, non sempre, perché sennò la mattina mal di schiena. Abbiamo condizionatore sì a casa, però c'è una bella ventilazione dove viviamo, quindi non posso lamentarmi. Come vi difendete? Si beve? Ombra? Acqua, si tiene le finestre aperte sperando di un po' di vento. Come si difende? Andando ai negozi che c'è l'aria condizionata. Come si difende dal caldo? Con il climatizzatore. Quindi quando è a casa lo accende parecchio? Durante il lavoro no, perché il nostro lavoro è anche fuori, sotto il sole. È dura lavorare sotto il sole? Abbastanza. A settembre, perché adesso i prezzi sono troppo cari. Settimana caldissima anche per lei? Sì, guardi, ho freddo. Tocca anche correre col caldo? Sì. Pubblicità fra poco.
Di nuovo in diretta parliamo dell'attesa classifica del Sole 24 Ore sul gradimento degli amministratori locali. Per il primo anno, dopo 12, Luca Zaia è stato scalzato dal primo posto. Per quanto riguarda i sindaci, Mario Conte non c'è, ma vediamo perché. Il presidente del Veneto perde il primato nella classifica del gradimento dei governatori. Sebbene il podio sia sempre lo stesso, con i leghisti Luca Zaia e Massimiliano Fedriga e il Dem Stefano Bonaccini, tocca a quest'ultimo stavolta salire sul gradino più alto. 69% di gradimento contro il 68,5% di Zaia, secondo, e il 64% di Fedriga, terzo. In gara per la segreteria del PD prima, poi tra la gente della Romagna alluvionata, Bonaccini, secondo gli analisti, ha beneficiato anche di una sovraesposizione mediatica. Sta di fatto che, seppure per un soffio, Zaia è stato scalzato dopo 12 anni. Insomma, stiamo parlando di percentuali minime del 0,5% del presidente Zaia, che è stato in testa alla classifica per almeno 10 anni, e quindi insomma francamente non ci vedo nulla di preoccupante, di allarmante. Io faccio comunque i complimenti al presidente Zaia, perché il secondo posto dopo decenni al primo è comunque un risultato invidiabile e invidiato da tutti, e io mi tengo stretto al presidente Zaia, indipendentemente che sia secondo o primo, però a me interessa che sia il presidente Zaia. E poi ci sono i sindaci dei comuni capoluogo, 5 i veneti in classifica, da cui sono stati esclusi gli eletti del 2023, Mario Conte di Treviso e Giacomo Possamai di Vicenza. Se a livello nazionale Beppe Sala, primo cittadino di Milano, non ha rivali, è Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, il primo veneto in graduatoria con un lusinghiero quarto posto. Al sesto il padovano Sergio Giordani, mentre bisogna scendere al 62esimo per trovare Damiano Tommasi, sindaco di Verona, al 64esimo per il bellunese Oscar De Pellegrin e al 78esimo per Edoardo Gaffeo, sindaco di Rovigo. In che posizione si sarebbe visto, sindaco? Ovviamente al primo posto. No, battute a parte, l'importante è lavorare a testa bassa, con grande impegno. Quest'anno hanno scelto di escludere dalla classifica tutti i neosindaci eletti nel 2023, quindi per coloro o che mi vogliono fare i complimenti o che mi vogliono criticare dovranno attendere un altro anno. Grandi nomi per la nuova edizione di Suoni di Marca che torna a partire da sabato. A Suoni di Marca meglio andarci in bicicletta e invece che chiudersi in casa e lamentarsi del frastuono, decidere di uscire e andarsi ad ascoltare un po' di musica. Istruzioni per l'uso in vista della 33esima edizione di Suoni di Marca, dal 15 al 29 luglio sulle mura, che per Cassugana deve essere all'insegna della sostenibilità. Approfittiamo, anche se è caldo, però poi l'arietta della sera ci concilierà tutti, usciamo da casa, così se tutti saremo coinvolti in questa festa, che è una festa collettiva, magari tutto diventa più leggero. 2 palchi quest'anno a Santi 40 e Cascianiga, accesso con il contributo di €1, salvo le 3 serate a biglietto esclusivo e con posti limitati, 1 migliaio per l'esibizione dei 3 big. Il rapper Alfa lunedì 17, già sold out, l'ex Spandau Ballet Tony Hadley il 18 e la bassanese Francesca Michelin il 27. Ci aspettiamo una bella rassegna alla portata di tutti, come tutti gli anni, quindi 2 palchi quest'anno, artisti internazionali, artisti locali, l'enogastronomia, quindi anche un bel percorso enogastronomico. Ci aspettiamo poi tutti i giorni il pubblico che venga dalle 18 in poi. Ciascuna serata aperta da artisti trevigiani e poi musica per tutti i gusti, da Marlene Kunz a Tullio D'Episcopo, da Gianluca Grignani a Johnson Righeira. Va un applauso a tutti quelli che stanno collaborando proprio per realizzare nel nostro territorio attività, momenti come quelli che stiamo vivendo in questo periodo. Sosteniamo la passione per la musica, sosteniamo la promozione del nostro territorio e sosteniamo soprattutto il coinvolgimento della comunità, delle persone. Si parte dunque sabato sera con le Orme insieme a Tolo Marton e il Calibro 35. Andiamo adesso a Meolo, ai confini della provincia di Treviso, per un roseto davvero eccezionale. Bisogna avere tanta passione e la rosa è come un bambino, deve essere seguita giorno per giorno e ci sono più spine che fiori, ricordatevi sempre questo.
Ci accompagna in silenzio Andrea, tra le rose che con tanta cura e passione coltiva da oltre 20 anni. Da giardino di casa a rosetto, aperto a chi vuole immergersi nel verde e nei profumi che le rose nel periodo della fioritura infondono nell'aria. Io ricerco sempre la pianta che può vivere qua bene, insomma, d'inverno di solito con i libri che ho scelgo le rose che posso impiantare qua e dopo magari le cerco. Qualcuno la trovo, qualcuno l'aspetto e avanti così. Ho diversi spacciatori, fra virgolette, di rose in tutta Italia. 100 nuovi esemplari, quelli messi a dimora nel 2022. Quest'anno circa una quarantina. 750 piante, 450 varietà diverse. Numeri imponenti se pensiamo che Andrea si occupa del suo giardino da solo, con il prezioso aiuto della compagna Claudia. Una passione che prima coltivava conciliandola con il lavoro, ma a cui ora dedica tutto il tempo, essendo da un paio d'anni in pensione. Lasciamo tutto in sospeso, sarà per il prossimo anno, se venite a vederci, vedrete qualcosa, sempre qualcosa di nuovo, sempre. Qualche modifica, qualche strutturetta nuova. Io per tanti anni ho ancora da fare questo lavoro qua. Andiamo adesso a Belluno. Resta in carcere Angelica Hutter, l'automobilista tedesca di 32 anni che giovedì pomeriggio ha travolto e ucciso 3 persone, il piccolo Mattia di soli 2 anni, il papà Marco di 48 e la nonna Maria Grazia Zuin di 65. La donna non ha partecipato all'udienza perché è ricoverata da ieri all'ospedale di Venezia. Ci racconta tutto Tiziana Bolognani. La GIP del Tribunale di Belluno, Enrica Marson, ha confermato la misura cautelare in carcere nei confronti di Angelica Hutter, accusata di omicidio stradale plurimo. Questa mattina era fissata l'udienza di convalida nella casa circondariale di Belluno, ma la 32enne tedesca non è stata interrogata perché da ieri si trova ricoverata nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Venezia, dove è piantonata in una condizione psichica che deve essere valutata. Sfumata l'ipotesi di un interrogatorio da remoto, la donna potrà decidere di fornire la sua versione dei fatti non appena le sue condizioni di salute lo consentiranno. Quasi 4 ore è durata l'udienza di convalida che si è svolta nella formula della Camera di Consiglio nel carcere di Belluno con la GIP Enrica Marson, il PM Simone Marcon che all'inizio ha esposto i motivi della richiesta di misura cautelare in carcere in assenza di Angelica Hutter. Le domande sono state rivolte al suo difensore Giuseppe Triolo. Pochissime le parole al termine dell'udienza rilasciate dal pubblico ministero Simone Marcon. Come mai è durata così tanto? Perché devo scrivere molto bene. Va bene, dai. Grazie. Quindi lei ha partecipato da remoto? No. Marcon ha confermato così l'assenza di Angelica Hutter all'udienza. Per domani è attesa la conferenza stampa per un punto sulle indagini convocata dal procuratore capo di Belluno Paolo Luca con i carabinieri del comando provinciale. Smentite categoricamente le ricostruzioni fantasiose delle ultime ore che, scrive il procuratore, hanno creato confusione e sconcerto nell'opinione pubblica. Frattanto, nelle prossime ore la magistratura bellunese potrebbe rilasciare il nulla osta per i funerali di Marco Antoniello, del piccolo Mattia e di Maria Grazia Zuin, che saranno celebrati in un'unica funzione a Favero Veneto. Oggi a Santo Stefano lutto cittadino, bandiere a mezz'asta e uffici pubblici chiusi, sospese manifestazioni in segno di vicinanza e rispetto alle famiglie Potente e Antoniello, distrutte da un dolore troppo grande. Siamo stati facili profeti a dire che la difesa di Angelica Hutter avrebbe già invocato qualche semi-infermità o infermità, ma la decisione del GIP di Belluno di disporne il ricovero in psichiatria ci stupisce. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Abbiamo il diritto di criticare, sempre nel massimo rispetto, dice, decisioni che ci perplimono. Peraltro nel nostro Paese c'è la predisposizione a nominare periti che hanno impostazioni di impunità. Nella stragrande maggioranza dei casi la malattia mentale non c'entra, mentre ricordo, conclude Antoniozzi, che piangiamo 3 morti, tra cui un bambino piccolissimo.
E anche l'Ulsuno Dolomiti oggi si è stretta alle famiglie Potente Antoniello in occasione della giornata di lutto cittadino a Santo Stefano di Cadore. L'immenso dolore di questa tragedia ha colpito l'azienda tutta, in particolare il commissario Dalben. Si legge in una nota nella quale si apprende che il commissario conosce bene la famiglia Potente: Lucio, Maria Grazia, la vittima, Elena, la figlia, tutti legati a doppio filo all'ULSS 3 Serenissima, della quale Dalben è stato direttore generale. L'azienda sanitaria bellunese continuerà ad assicurare il massimo supporto alle famiglie. E potrebbe tenersi, lo avete sentito dal servizio di Tiziana Bolognani, venerdì la data del funerale congiunto non ad Ese ma nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo in via Altinia a Favaro. Mentre si attende a nulla osta per i funerali del piccolo Mattia Antoniello, 2 anni, del papà Marco, 48 anni, e della nonna Maria Grazia Zuin, 65 anni, di Favaro Veneto, travolti e uccisi dall'Audi condotta dalla 32enne tedesca, sembra slittare per il fine settimana la data dei funerali. Una celebrazione unica, probabilmente venerdì 14, non più ad Ese, ma nella chiesa di Sant'Andrea Apostolo in via Altinia a Favaro. Da parte nostra come municipalità, ma ho sentito anche l'amministrazione comunale, appoggiamo in tutto e per tutto quelle che saranno le volontà da parte dei familiari. Stanno ancora attendendo il via libera da parte della magistratura per la liberazione delle salme, quindi per il trasporto da Santo Stefano a Favaro Veneto, insomma. E intanto ha preso il via una gara di solidarietà per Elena Potente, che ha perso il figlio di 2 anni, il compagno e la mamma. Per lei, tramite i social, gli amici e gli ex compagni di classe hanno avviato una raccolta fondi affinché possa avere un sostegno anche economico, tenendo conto del fatto che aveva avuto dal compagno Marco Antoniello anche un secondo bambino, ora rimasto senza padre. Non lasceremo Elena sola, scrive su Facebook Matteo Scarpellino, che con lei aveva condiviso asili elementari e medie e che attualmente vive a Oslo, in Norvegia. Campagna di sostegno cui dà pieno appoggio anche la municipalità di Favaro. Sentiamo anche noi di condividerla e di portarla avanti. Adesso stiamo valutando di mettere l'IBAN sull'atrio della municipalità, di modo che se qualcuno volesse eventualmente sapere dove poter fare questi versamenti, si prenda questo foglio e contribuisca a fare un versamento, perché è il momento di affrontare anche la questione da un punto di vista pratico. Daspo Willy per 3 giovani autori del pestaggio di gruppo dello scorso 17 giugno nell'area di Lambioi Beach a Belluno durante una festa. I 3 di età compresa fra i 21 e i 33 anni sono stati identificati grazie a un meticoloso lavoro di indagine del personale delle volanti della questura di Belluno. Oltre al Daspo Willy adottato dal neoquestore di Belluno Francesco Zerilli, i 3 giovani sono stati denunciati all'autorità giudiziaria per lesioni pluriaggravate. In conseguenza del Daspo, per 2 dei 3 autori del pestaggio è fatto divieto di accedere a locali pubblici di intrattenimento di tutta la provincia di Belluno, oltre al divieto di stanziare nelle immediate vicinanze per la durata di 2 anni. Per il terzo, il provvedimento riguarda nello specifico soltanto i locali di Belluno. Uno dei 3 è stato nuovamente denunciato per non aver ottemperato al Daspo. Sabato sera, infatti, il giovane è stato identificato sempre a Lambioi durante l'evento Summer Sound Waves. Da Treviso e Belluno non ho particolari aggiornamenti da darvi, e quindi tutto. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. L'anticiclone africano infuoca l'Italia, siamo nel pieno dell'ondata di caldo. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 11 luglio. Sul Veneto tanto sole, cielo sereno o poco nuvoloso, con parziali addensamenti in montagna e con possibili piovaschi qui nelle ore pomeridiane. Clima rovente e umidità elevata, con temperature minime tra 20 e 24 gradi, massime con punte di 37 gradi all'incirca.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso sarà bel tempo, su pianura e costa cielo sereno con venti di brezza. Sui monti dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio. Temperature minime tra 21 e 22 gradi, massime sui 32-34 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Non mancherà il sole come ci mostra la grafica, il cielo sarà limpido o velato. Temperature minime intorno ai 21 gradi, massime sui 35-37 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.